Allora, l'interprete è Giada. Eccola qui, piccola Giada. Allora, sì. Giada è l'ultima delle interpreti, poi abbiamo la possibilità di sapere, speriamo che l'Explorer ce la faccia, sono 750 giurati, e sapremo subito, quindi a metà serata, prima che si concluda la fatica dei cantautori, di conoscere quali sono i due cantanti che saliranno sulla mongolfiera per partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Giada, tu da dove arrivi? Da Napoli, e mi presento con una canzone di Nada che si intitola Ma che freddo fa. Un grande successo del passato. Sì. Giada, che freddo fa? Grazie. D'inverno il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Un abbraccio napoletano al Teatro delle Muse a Roma, uno spettacolo dedicato all'arte partenopea in un percorso che attraversa tutto il Novecento. Elisabetta Carta. La Napoli di ieri e di oggi, raccontata da Enzo Avolio, regista, autore e interprete di Abbraccio napoletano. Una carrellata di testi classici del teatro partenopeo, poesie, sonetti, situazioni e argomenti di ieri e di oggi, lungo tutto il Novecento, affrontati con originalità, leggerezza e ironia. Dall'inflazione all'informatica. L'informatica, il mezzo che risolve qualunque problematica. Padri, è l'era del computer, strumento universale. Sì, vabbè, ma chi non ce l'ha? E non è tanto normale. E in uno spettacolo verace non poteva mancare la poesia in musica, la canzone napoletana. Una raccolta di brani editi e inediti, da Bovio alla Mala Femmina di Totò. Perché, come racconta lo stesso autore, per la canzone napoletana ci vogliono una lira di voce e 1000 lire di cuore. Abbraccio napoletano rimarrà in scena al Teatro delle Muse fino al 4 novembre. Perché tu sei l'amore, all'improvviso appiccichi sto cuore, perché con te non scendo mai a sera, perché tu sei la vita che non c'era, nessuno è più importante te. Perché tu sei speciale, sempre presente mai superficiale, e subito ti accorgi se sto male, perché tu sei un traguardo in coppa cima in una montagna, e io per te la già salì. Capisci prima di tutto quanto la vita mia sia stata sorprendente. Tu sei la più bella cosa che si cerca e non si trova mai. E come sei attraente, sei dolce ma sei pure prepotente, una contraddizione che mi prende. Solo con te la vita mia si accende e sento che fai parte di me.
scoperta, un talento naturale, Maria Manco. Il grande maestro Enzo Avolio. Grazie, grazie. Giada Grazie.